Franco Conzato, presidente di Venice Promex, che ha identificato in Healthy Living 2021 la naturale prosecuzione di Health Chef. E alla fine saluto anche l'ingegnere Renato Benintendi, che da Londra ci accompagnerà in un affascinante viaggio attraverso il cibo e il vino nel mondo classico. Grazie e benvenuti a tutti. Bene, grazie per questa bella presentazione del ciclo di conversazioni che sarà appunto ospitato durante queste serate, che parlerà appunto di salute e cibo, insomma questo connubio e in questi ragionamenti multidisciplinari molto interessanti. Allora io darei, diciamo, l'appuntamento a tutti per queste serate. Comincerei lasciando la parola al magnifico rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, Università di Padova, che ospita il ciclo sul canale YouTube dell'università, appunto, e che quindi è un po' ospite di questo ciclo di conversazioni. Ecco, lasciamo la parola al magnifico rettore, che farà appunto un saluto da parte dell'università. Grazie, buonasera a tutti e tutte. L'università ospita questa serie di incontri virtualmente, ma è un virtualmente carico di molto entusiasmo. Il tema di queste conversazioni è un tema centrale, la tutela della salute. Viene da una università nella quale la medicina è diventata scienza e la medicina ha acquisito le conoscenze metodologiche e sperimentali per prima curare le malattie, e oggi sempre più capiamo che curare le malattie in realtà richiede conoscere i principi di salute, significa costruire modelli di vita in salute, e allora il cibo è una componente fondamentale. Si intreccia cibo e salute, ma il cibo è anche una componente irrinunciabile della nostra vita culturale. Allora cibo è cultura del cibo, è la nostra storia e la cultura delle nostre terre, e la ricaduta quindi sulla medicina. E allora capite bene perché l'università è particolarmente orgogliosa di ospitare questo ciclo, perché dentro queste lezioni, dentro questi seminari, dentro questi incontri che sono colti, interessanti ma anche divertenti nella loro formulazione, noi troviamo tutto il nostro sapere. Noi troviamo la cultura medica, noi troviamo la cultura umanistica, noi troviamo le scienze in un sapere che è sempre più multidisciplinare ed è sempre più vicino alla nostra vita quotidiana. E lasciatemi concludere dicendo che è un palinsesto virtuale, però è un palinsesto che ci riavvicina a una vita normale, ci riavvicina a una vita nella quale noi vediamo anche il lato piacevole, il lato divertente della tutela della salute. Noi vediamo come cibo significa anche stare insieme, significa fare cultura, significa socializzare. Molti di quegli aspetti che in questo momento stanno soffrendo. E allora questi incontri ci divertiranno, ci faranno imparare, ma anche ci riporteranno a una normalità di vita, di relazioni, che speriamo riprenda nel più breve tempo possibile. E per darvi la piena percezione della vostra presenza all'Università di Padova, non siete fisicamente qui, ma lo siete con lo spirito, lanciamo il video della nostra università. Siamo storia e innovazione. Siamo cuore e ragione. Siamo esploratori che hanno grandi domande. Siamo viaggiatori che hanno un sogno. Osserviamo. Costruiamo.
comunichiamo. E ogni giorno ricominciamo. Se cadiamo, ci rialziamo. E non siamo mai soli quando lottiamo. Perché cerchiamo, curiamo. Noi amiamo. Per casa abbiamo il pianeta, dove siamo uguali e diversi. Camminiamo incontro al nostro futuro. Ovunque andiamo, noi siamo. Ed ecco, dopo questo bellissimo video presentato appunto dalla Università di Padova, che mostra proprio così il connubio tra quello che è la tradizione forte degli studi e il futuro, con tutti questi giovani che appunto hanno la loro vita davanti, insomma, per poi la loro professionalità, direi di lasciare la parola a Franco Conzato, che è il direttore generale di Venice Promex, che proprio ha fatto di Health Chef, cioè del connubio tra alimentazione sana e salute, un marchio anche e un cavallo di battaglia in realtà, no? Questo non è il primissimo ciclo di incontri che si occupa di queste tematiche insieme. Ci vuole raccontare qualcosa di questo? Senz'altro, innanzitutto buonasera a tutti. È doveroso da parte mia ringraziare il professor Gerosa e il rettore Rizzuto per questa opportunità, perché come ben diceva prima il rettore, viene presentato anche con una sorta di allegria. Abbiamo bisogno di socialità e stiamo affrontando tematiche importanti veramente con un sorriso. Il titolo stesso della relazione che poi farà il professor Benintendi, direi già il titolo di per sé ci invoglia veramente ad ascoltarlo. E allora è vero, noi abbiamo accettato immediatamente questa collaborazione con Health Living, perché avendo un marchio che era appunto Health Chef, erano due cose che non potevano che non camminare assieme. Health Chef è un marchio registrato che, diciamo, tende a valorizzare una sana alimentazione e ovviamente il tutto che noi lo possiamo trovare presso la ristorazione. E il punto di vista nostro da parte di Venice Promex ovviamente è dal punto di vista imprenditoriale, perché siamo convinti che una buona salute, una sana nutrizione, tutto questo ha anche degli impatti economici non irrilevanti. Ed ecco quindi che questo percorso che è stato individuato con queste conversazioni ci vede assolutamente vicini, mettendo in luce un paio di considerazioni. La prima, l'ha detta prima il rettore, e che è secondo me uno degli aspetti essenziali, cioè il fatto di avere un confronto interdisciplinare. Il fatto che i colloqui che avremo durante queste conversazioni mettano a confronto chef, produttori di vino e medici, direi che questo è l'elemento veramente chiave, io sono sicuro, di successo dell'iniziativa, perché abbiamo bisogno di confrontarsi. Una seconda osservazione che su Health Chef abbiamo sempre portato avanti: non parliamo di diete, ma parliamo di sistemi del mangiare, diciamo, come stile di vita. Quindi non è il concetto di dieta, magari quelle che troviamo sui lotocalchi, ma è veramente un vero e proprio approccio diverso. Mi fa piacere sottolineare che Health Chef ha poi un comitato scientifico di primo livello, tra i quali c'è anche il professor Gelosa, c'è la professoressa Viola e tanti altri, ma anche il comitato scientifico è interdisciplinare. Abbiamo cioè scienziati, nutrizionisti, ma poi abbiamo anche i produttori dei prodotti e abbiamo i ristoratori, gli chef. Quindi in questo contesto ci sembrava, diciamo, opportuno proseguire e affiancarsi in questo cammino, perché Healthy Living è un percorso, ci porterà fino alla fine di aprile. Io penso che su questo, l'ho avuto lì come idea, poi magari il professor Gerosa potrà valutare se possiamo farlo, ma siccome ci sono tanti appuntamenti e ogni appuntamento vede uno chef, un produttore vitivinicolo, un medico, sarebbe carino che al termine di ogni appuntamento uscisse una ricetta con l'abbinamento del vino che risponde ai requisiti al chef, perché poi noi potremo farli veicolare presso i ristoranti che aderiscono. Peraltro con questi chef andiamo nell'area triveneta, anche questo voglio dire è una cosa assolutamente carina, e potremo proprio licenziare e finire questo cammino, questo percorso con una serie di ricette marchiate Health Living, per poi farle veicolare attraverso il marchio Health Chef. Sono convinto che questo è un inizio di un cammino.
ma al quale poi seguiranno ulteriori itinerari, ma penso che l'elemento vincente sia proprio questo, la leggerezza con la quale affrontare i temi, ritrovare una socialità, ma soprattutto anche l'interdisciplinarietà dei protagonisti. Questo penso sia veramente il grande elemento di valore. Da ultimo, non voglio portare via tempo perché sono curioso anch'io di ascoltare chi seguirà, ecco, direi che noi da spesso come Venice Promex ne parliamo con Gino Gerosa e anche con Lezzuto abbiamo avuto tante volte occasione di parlarne, l'accoppiata con l'Università di Padova. Consentitemi di fare un po' il partigiano, ma qui abbiamo delle eccellenze, noi vogliamo portare avanti le eccellenze imprenditoriali nella ristorazione dei produttori, ma di fianco a noi abbiamo un'eccellenza universitaria di primo livello e io direi che proprio da queste accoppiate imprese e università sicuramente ci sono tutti gli elementi di sviluppo del nostro territorio. Io vi ringrazio ancora e auguro buon ascolto a tutti i partecipanti. Grazie. Ecco, grazie a Franco Conzato e diciamo che come vedete alle mie spalle questo primo incontro è ospitato nel Museo della Città, è già stato detto, della città di Rovereto, nella fondazione, una delle sedi della Fondazione Museo Civico di Rovereto e anche l'ultimo incontro partirà da qui, sarà qui. Quindi io lascio la parola al Presidente della Fondazione Museo Civico, Giovanni Laezza, per un saluto. Scusa Giovanni, non si sente, aspetta un attimo che... Okay. Adesso si sente? Sì. Quindi riprendo. Allora, anch'io volevo ringraziare il professor Gerosa per l'idea di aver chiesto appunto a noi come Fondazione Museo Civico di aprire e poi chiudere questo ciclo di conferenze particolarmente interessante e anche vivace, perché oggi un museo, pur non occupandosi direttamente delle tematiche che vengono oggi qui trattate, però è un museo aperto alla città, come tutti i musei oggi devono essere, molto aperti anche a temi di attualità, ma anche di scienza, quindi ben venga questa iniziativa. Il nostro museo ha 170 anni di vita, è un museo che ha una grande tradizione, da 6 anni è gestito dalla nostra fondazione che è stata costituita dal Comune di Rovereto e abbiamo oggi a disposizione 2 grandi contenitori per la città. Uno è il museo a Palazzo Parolari, dove ci occupiamo prevalentemente di scienze della terra, l'altra è questa sede dove ci occupiamo anche di scienze umanistiche, però abbiamo voluto creare, in accordo appunto con l'amministrazione comunale, un'iniziativa molto molto particolare che è questo museo della città, ma lo è proprio veramente, perché il museo della città parla della città e non è usuale trovare nel campo museale un'istituzione che si occupi proprio della città in cui opera, e quindi noi raccontiamo la storia, siamo una specie, a volte sembra banalizzare, ma noi siamo un grande ufficio informazioni sulla cultura e la storia della nostra città. Quindi un visitatore intelligente, un visitatore acculturato che vuole visitare una città culturale come la nostra, passando dalla nostra sede, quindi al Museo della Città, ne ha una presentazione complessiva che può introdurre ad altre visite importanti. Abbiamo un bel sistema museale e abbiamo anche grandi siti culturali. Oltre a questo organizziamo da più di 30 anni una rassegna del cinema archeologico, organizziamo anche con la Lego International First Lego League, che è una rassegna di robotica per le scuole, collaboriamo all'organizzazione di un festival nazionale di meteorologia, e gestiamo osservatori astronomici, scusate, ma l'ora è forse un po'. Osservatori astronomici, però, siti botanici, insomma tutta una serie di attività che sono poi molto molto particolari e peculiari rispetto alla nostra città. Quindi io chiudo, ringrazio ancora chi ci ascolterà, anche gli ascoltatori che
si sono collegati sul canale YouTube dell'Università di Padova. Grazie ancora e buon ascolto. Io ringrazio ovviamente il nostro presidente Giovanni Laezza. Ho poco da aggiungere in realtà a quello che lui ha detto, se non di venirci a trovare per scoprire appunto le peculiarità le nostre due sedi. Come diceva il presidente, la Fondazione Museo Civico è così suddivisa in due sedi, anche perché da 170 anni fa dell'essere multidisciplinari la sua natura. Infatti il museo ha moltissime anime, si parla dall'archeologia alle scienze naturali, alle scienze della terra, come appunto si diceva prima. Le due anime sono appunto il Museo di Scienza e Archeologia e questo Museo della Città nuovissimo, che è stato anche tra l'altro da poco riaperto, che offre una finestra appunto sulla città, sulla storia cittadina, sull'arte e quindi sulla parte più, diciamo, umanistica, ecco, storia e arte da una parte e la parte invece della ricerca e della natura sull'altra sede. Quindi ci sono moltissimi spunti e quindi vi invitiamo tutti a venirci a trovare. La cosa interessante è che questo discorso che andiamo a fare stasera e anche in queste conversazioni in qualche modo ci riguarda, perché Giovanni Laezza lo sa benissimo, perché è stato lui l'ideatore. Addirittura all'Osservatorio Astronomico di Montezumia noi organizziamo da tantissimi anni appunto delle serate in cui si intrecciano proprio le cene a lume di stella appunto con l'osservazione del cielo con i nostri astronomi. Abbiamo avuto una mostra appunto che si intitolava Il vino di Dioniso e che quindi esplorava il consumo e il significato del consumo, per esempio del vino nell'antichità. Quindi diciamo che l'esplorazione di queste tematiche è qualcosa che ci ha sempre interessato e riguardato, quindi in qualche modo ci onora poter ospitare questo ciclo di incontri e anche ascoltare quello che avranno da dirci, far buon uso, insomma, buona pratica di quello che ci insegneranno sia i medici di chiara fama che saranno insieme a noi che gli chef. Ecco, io devo dire che tra l'altro anche per quanto riguarda la sezione botanica tante volte abbiamo organizzato anche incontri dove si parla per esempio di erbe in ambito alimentare. Abbiamo provato anche a fare addirittura dei momenti in cui cercavamo insieme ai ristoratori locali di proporre ricette appunto con le erbe spontanee, naturalmente curate, seguite dai nostri botanici e comunque sempre nel rispetto appunto delle leggi e delle procedure per la raccolta. Quindi diciamo che queste tematiche sono veramente per noi anche di grande interesse e le seguiremo tutti sempre con grande attenzione. Allora, io direi anche che in questo museo, in questo momento, abbiamo da pochissimo inaugurato una mostra che valorizza anche quelli che sono gli archivi della Fondazione Museo Civico. Come diceva il Presidente prima, c'è un grande patrimonio di materiali, di documenti, documentazioni sulla città, fatto di oggetti che sono in parte esposti al museo, ma anche fatto di documenti, di immagini cinematografiche che raccogliamo durante i nostri festival annuali, ma anche immagini fotografiche che costituiscono un archivio ricchissimo e che hanno in qualche modo fatto scaturire una bella mostra che noi vi invitiamo appunto a visitare, che si intitola proprio Istantanee da una città, Rovereto tra storie e storie, e il filmato che adesso andiamo a lanciare in qualche modo vuole darvi qualche spunto e qualche suggestione sulla città di Rovereto attraverso il nostro archivio fotografico, che è ricco e che offre percorsi che vanno nel tempo e nello spazio. Quindi io chiedo alla regia se può lanciare il filmato appunto su questa mostra che ospitiamo attualmente al Museo della Città. Ormai più di 2 anni fa abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto, che abbiamo chiamato RAM, Rovereto Archivi Memoria. Sapevamo già che ci avrebbe condotto in un posto nuovo. Il progetto, portato avanti in collaborazione con amici Laboratorio di Storia di Rovereto
e con il contributo della Fondazione Caritro ha permesso la sistemazione di migliaia di foto sulla città di Rovereto e la loro pubblicazione nella rete internet. Non si trattava semplicemente di aprire gli armadi e mettere in ordine le fotografie, si voleva che queste immagini raccontassero qualcosa. Un museo come questo, la Fondazione Museo Civico di Rovereto, che ha più di 150 anni di vita, ha raccolto nel tempo migliaia di documenti di ogni tipo. L'intenzione non era quella di guardare gli archivi come un accumulo di oggetti, ma negli oggetti stessi vedere i gesti delle persone che li hanno raccolti e utilizzati nel passato. Osservare le fotografie significa avere la possibilità di spostarsi nel tempo, conoscere persone che non ci sono più, vedere la città attraverso il loro sguardo. Allora si riesce a comprendere cosa ha visto l'occhio di chi ha scattato l'immagine o si possono ascoltare le parole di chi ha scritto 2 righe per accompagnare una foto. La sala al piano terra è pensata come un punto di partenza, un'introduzione alla storia che questa mostra vuole raccontare. È uno spazio indipendente, a sé stante rispetto alle sale del piano superiore. Infatti, questa vera e propria mostra nella mostra ha una sua forza evocativa che dà la possibilità di intraprendere un viaggio tra le vie del centro, così come si presentavano più di un secolo fa. È un percorso che non può non appassionare, perché le immagini catapultano il visitatore nel passato dei luoghi che si vivono quotidianamente, offrendo la possibilità di ridare un volto alla città che non c'è più, alla Rovereto scomparsa. Le fotografie nella prima sala guidano attraverso una città animata e vissuta. Una città che si addobba per le sfilate militari e per le cerimonie religiose o assiste muta al passaggio di carri funebri e osserva lo scorrere dei giorni sulle sue piazze. Una città che è viva grazie ai suoi spazi legati alla socialità. Nell'ultima sala si giunge nel cuore del percorso. Questo viaggio nella città e nella sua storia si compie così nella dimensione più intima e soggettiva della fotografia, quella della ritrattistica, in cui a emergere è l'uomo, la sua posa, ma anche il suo carattere introspettivo. Ecco, con queste suggestive immagini della Rovereto di ieri e di oggi, ovviamente noi vi invitiamo tutti a visitare la mostra qui al Museo della Città, ma proseguiamo insomma in questa serata ricca di spunti con appunto l'ingegner Renato Benintendi, che è il massimo esperto, uno dei massimi esperti mondiali su disastri ambientali, ma che ha anche una grandissima cultura umanistica che questa sera appunto andremo a scoprire con questo suo intervento dedicato al vino di Iside, quindi dal vino di Iside ai banchetti di Apuleio, tra costume e mito. Ecco, questo sarà l'intervento che andrà a chiudere la serata e noi ovviamente poi andremo a dare appuntamento alla prossima conversazione che sarà la settimana prossima. Quindi io lascio la parola a Renato Benintendi, quindi dal vino di Iside ai banchetti di Apuleio. Sono molto curiosa di ascoltare quello che ci racconterà. Allora, buonasera, spero che riusciate a sentirmi. Dunque, trovandomi appunto tra esperti, insomma, specialisti del cibo e diciamo persone del settore, diventava complicato cercare di correlare le informazioni che sono state riversate e quelle che poi verranno con una sorta di
così di processo di continuità rispetto al tempo e allo spazio, considerando che il cibo è stato ed è molto più che semplicemente il risultato di un esercizio fisiologico. E quindi questa immagine di Marcel Proust, che appunto poi richiama sulla sinistra l'opera di Bergson, l'Evolution créatrice, ci comunica essenzialmente l'informazione che essenzialmente il tempo è soltanto una condizione passeggera per l'animo umano. Il tempo non esiste, questo lo stabilisce la fisica e lo stabilisce anche il giovane Marcel nella ricerca. Quindi il tempo può essere azzerato dal sapore, dal ricordo di un dolce, della Madeleine. E quindi da questo punto di vista, quindi, l'Occidente può far risalire la propria tradizione gastronomica e tutto quello che la tradizione gastronomica e tutta la tradizione anche correlata alla gastronomia ha comportato alla millenaria civiltà egizia e quindi sulle rive del Nilo. Sappiamo che nell'ambito della grande tradizione, della grande civiltà egiziana, per gli egizi il cibo, la catena alimentare assunse significati essenzialmente teogonici e funerari. Quello che ho cercato di fare è di creare 3 momenti diversi, partendo dagli egizi, arrivando fino poi alla romanità, per capire quale sia stata la funzione del cibo, del vino, non soltanto come risoluzione di un'esigenza appunto sociale, ma molto di più nella caratterizzazione degli aspetti legati al costume e alla cultura e alla filosofia in generale. Il Dio Nilo sappiamo che appunto è stato appunto la celebrazione attraverso la quale gli egiziani hanno riconosciuto il momento unitario che il Nilo ha rappresentato per loro, ma soprattutto hanno riconosciuto il carattere fortemente caratterizzante per la loro economia e per tutta la civiltà, perché il Nilo significava essenzialmente per loro avere un'agricoltura forte, quindi potersi dotare di quello che naturalmente la civiltà egiziana aveva bisogno. Il Nilo fu quindi, divinizzato. Il dio Nilo fu divinizzato in diverse forme, in particolare il dio Nilo Api, di cui vediamo nel Tempio di Luxor un'effigie come momento unitario tra l'Alto e il Basso Egizio, ma anche essenzialmente come evidentemente un sincretismo, una sorta di mélange di un grande elemento naturale che appunto, come il papiro di Berlino recitava, è per metà uomo acqua e per altra metà donna, cioè terra. Il dio Nilo è stato poi naturalmente successivamente ripreso anche da civiltà successive. Vediamo qui il Campo Marzio, in cui appunto in Campo Marzio il dio Nilo è dedicato alla divinità egizie di Iside e Serapide, con appunto la cornucopia piena di frutti e spighe di grano. Del tutto particolare e di grandissimo interesse culturale, anche filosofico e filologico, è la presenza del dio Nilo a Napoli. Napoli è stata probabilmente l'unica città egizia d'Italia. Il dio Nilo fu essenzialmente una statua che fu praticamente scoperta nel Medioevo, monca della testa. Si ritenne in un primo momento che appunto il capo fosse quello di una donna. Ricerche successive hanno poi permesso di identificare e di restaurare invece la divinità, la statua del dio Nilo, restituendo il capo di un uomo, e vediamo la cornucopia della statua del dio Nilo ancora visibile al centro di Napoli, che appunto ricorda essenzialmente il legame formidabile che poi c'è stato tra l'Egitto, il mondo fenicio-greco e poi chiaramente partenopeo. La divinizzazione del Nilo ha assunto altre forme. Anuket fu la dea del Nilo nel tardo Egitto, connessa con Iside, e così come questo simbolo, appunto anche il simbolo della vita e del cosmo, è stato rappresentato ed è stato poi evidenziato in ulteriori tante altre manifestazioni della divinizzazione del dio Nilo. Il festival di Anuchetto, del cosiddetto Nilo straripante, era la maggiore celebrazione
della cultura e della civiltà egizia. E questo era evidentemente un momento in cui gli egiziani riconoscevano al Nilo evidentemente il merito di aver creato prosperità, di aver creato ricchezza, e quindi una volta all'anno avveniva proprio per celebrare quella che sarebbe stato il rigoglio dell'agricoltura che continuava il suo ciclo. L'importanza del Nilo è stato così forte che addirittura Caput Nili Quaerere è stata poi in ambito una sorta di momento fraseologico latino ad indicare essenzialmente cercare le origini del Nilo, ossia il Nilo è stato così importante nel mondo egizio, e consideriamo poi la enorme influenza che il mondo egizio ha avuto su quello greco e poi su quello romano, anche se in misura minore. I latini sostanzialmente hanno simbolicamente e semanticamente rappresentato, codificato essenzialmente l'importanza del Nilo, ritenendo che andare alle origini del fiume Nilo significava evidentemente cercare quasi la verità. I riflessi dell'agricoltura e della vinificazione nel mondo egizio sono stati molteplici. Ricordiamo, ripeto, il carattere essenzialmente teogonico, quindi legato essenzialmente ad un riferimento tra l'uomo e chiaramente la divinità nel mondo egizio. Quindi miele come cibo degli dei, che veniva mescolato con acqua e con aceto, come altri papiri recitano, fino ad arrivare addirittura a quello che appunto era la divinizzazione femminile dell'agricoltura egizia, con Sekhet, la dea dei campi, che porta spide di grano. È estremamente importante molto al di là di quello che è il semplice contesto agronomico, agricolo, fino a rappresentare, almeno per quanto mi riguarda, addirittura una sorta, diciamo, di cornerstone, di pietra angolare dell'intera civiltà europea. Il sincretismo del trinomio Iside Demetra Cerere. Sappiamo come moltissimi scrittori successivi latino-greci hanno sostanzialmente identificato con una verità di tipo storico-esegetica chiaramente che ha meritato approfondimenti, ma non peregrina. Gli egiziani affermano che Demetra e Iside sono la stessa divinità, quindi Iside diventava Demetra, e lo stesso Ovidio nelle Metamorfosi recita: tutte le cose sono un dono di Demetra, e così via. La Demetra Cerere, Iside Demetra Cerere, i tre momenti dell'agricoltura divinizzata egizio, greco e poi latina, hanno poi subito successive denominazioni: la dea della terra arabile, la signora del frumento, la signora delle piantagioni, colei che presiede al terreno agricolo, e così via. L'interpretatio greca, estremamente importante, che vedremo avrà riflessi fino all'ellenismo, prevede che Iside nella lingua greca sia Demetra, ce lo dice Erodoto. Iside Demetra, io sono colei che è sempre stata e sempre sarà, nessun mortale ha mai alzato il mio velo. È molto importante considerare che l'antico culto del grano fu così importante che i misteri eleusini furono consacrati a Demetra. I misteri eleusini non furono soltanto la celebrazione, la celebrazione sacra più importante del mondo greco, come vedremo, ma costituirà la piattaforma per la nascita della grandissima tradizione filosofica presocratica, che per quanto mi riguarda è la più profonda, anche se poi ci insegnano che in realtà Socrate, Platone e Aristotele sono stati la parte centrale, ma non dimentichiamo il pitagorismo orfico e quindi eleusino. Il vino nell'antico Egitto fu anche qui considerato in relazione alla divinità. Il vino ebbe precisi significati misterici, la vigna era chiamata il recinto del corpo di Horus. Il vino fu fondamentalmente, anche questo ha delle profondissime, è complicato approfondire in questa sede naturalmente quelle che sono le valenze di quello che il vino rappresentò. Erodoto introdusse il cosiddetto aftonos tonteon, l'invidia degli dei. Erodoto ci dice: osarono contrastare gli dei, vennero uccisi, il loro sangue mescolato alla terra generò la vite, da essi il vino che ne ottenebra la mente. Quindi il vino come risultato distillato, melange, mixing della terra e del sangue. Questo ebbe in ambito orfico e in ambito poi successivamente pitagorico delle incredibili conseguenze. Osiride e Dioniso furono poi, diciamo, una sorta di mirror code, una sorta, diciamo, di immagine speculare di quello che era stato il rapporto tra Iside e Demetra, quindi incantesimo per diventare grano. Io sono la pianta della vite che venne fuori da Osiride, che cresce sulle costole di Osiride. E continuiamo a vedere come i riferimenti del cibo e del vino nel mondo egizio furono sempre riferiti alla divinità.
Chiaramente il rito di iniziazione di Osiride è lo stesso di quello di Dioniso. Ancora una volta Diodoro Siculo ci parla dell'interpretatio greca del sincretismo Osiride-Dioniso e i rapporti con l'orfismo. I greci, naturalmente parlare dei greci in pochissimi minuti è complicato, dovrò essere veloce, però la tentazione era formidabile, quella di dare, di restituire il giusto merito a quello che è stato il mondo greco. Il mondo greco parte più o meno intorno al IX-VIII secolo a.C. con Esiodo. Gli Erga Caemere, cioè le opere dei giorni, ci presentano un'agricoltura ancora tecnica, erano tempi in cui il mondo greco partiva con quella che era l'organizzazione sociale, diciamo, della struttura e dell'agricoltura. Quindi possiamo dire che in questa fase l'agricoltura fu una rappresentazione senza l'idealizzato vagheggiamento che sarebbe stato dopo di Teocrito e di Virgilio. Tuttavia, già con Omero, noi abbiamo sostanzialmente un enorme cambiamento e non siamo più in ambito egiziano, siamo in ambito, nasce l'uomo, nasce l'umanesimo, quindi il vino diviene strumento privilegiato di un edonismo ricco di aggettivazioni e significati del profondo individuale nella prospettiva fantastica del mito. La metafora e l'ermetismo del mondo egizio assumono nella prospettiva greca una profonda dimensione umana. Questo ha un valore filosofico straordinario. Dovrò correre, ma cerco di non perdere comunque di non perdere segnale. Omero recita conia un aggettivo, l'aggettivo oinops. Oinops deriva da oinos, che significa vino, e ops, che è radice di orao, una delle due radici di orao. Il mare del colore del vino fu nell'Odissea e in molta parte della letteratura greca successiva un ricorrente binomio. Con l'astuzia il pilota governa la nave scossa dai venti sul mare colore del vino. Leonardo Sciascia intitolò un romanzo con il mare il colore del vino. Non dimentichiamo che uno dei motivi per cui molto probabilmente il mare ha il colore del vino, che è in realtà ancora un tema oggetto di ricerca, sta nelle fasi dell'opus magnum egizio. Sappiamo che l'alchimia avrebbe poi ripreso il processo di passaggio dalla putrefazio, dall'anigredo fino alla rubedo, e la rubedo era il raggiungimento della pietra filosofale. Quindi la fase che passa attraverso il bianco, il nero, il bianco, il giallo e poi il rosso, e il vino è l'ultimo stadio, quindi le fasi della grande opera. Ancora vediamo come sul mare colore del vino vediamo una famosissima ceramica in cui si nota al centro una nave, su questa nave c'è Dioniso, vediamo che la nave è nera, siamo in ambito nigredo, attorno il mare è diventato rosso, quindi questa è il risultato di un'antichissima leggenda in cui i pirati cercarono di attaccare la nave di Dioniso. Dioniso li trasformò in delfini, e la trasmutazione alchemica uomo-delfino che il mare colore del vino riuscì a fare costituì essenzialmente il raggiungimento di una perfezione umana superiore. Ancora qui vediamo l'inno omerico a Dioniso, nel mare del vino diventarono delfini. È importante, sarò molto veloce, vino e cibo accompagnano quali elementi fondanti la narrativa e la poesia greca, con una funzione di vera e propria connotazione letteraria. Lo studio dell'Odissea meriterebbe un vero e proprio approfondimento sub specie cibi, ossia Omero ha una cura specifica nel presentare sempre il cibo, e il cibo non è soltanto diletto, non è soltanto risoluzione fisiologica, ma è sempre un qualcosa che connota i personaggi. Qui vediamo Ulisse alla mensa dei Proci, qui vediamo Telemaco che lascia Itaca e chiede ad Euriclea di preparare 12 anfore, il vino, quindi una sorta di compagno di viaggio straordinario. Qui vediamo appunto Ulisse che sostanzialmente fugge e raggiunge Eolo, e Eolo è rappresentato da Omero mentre banchetta. Qui vediamo i Feaci furono un'Arcadia ante litteram, l'ideale arcadico dell'orto dei Feaci è incredibile dal punto di vista della ricchezza, della ricchezza degli aggettivi, della ricchezza descrittiva con cui Omero racconta la storia di questo popolo gentile. Quando poi infine Telemaco ritorna praticamente dal suo viaggio, era andato a trovare Pilo, era andato a trovare Nestore e ritorna praticamente da Pilo e va a trovare il porcare Omeo, e Ulisse sotto le mentite spoglie, sotto le sembianze di un mendicante lo riceve. Omero non risparmia di farci essenzialmente capire che
in qualche modo il cibo è ancora il contesto nel quale si ritrova l'unità familiare. E qui vediamo, è incredibile come Laerte che chiede quasi a Ulisse di farsi riconoscere attraverso la memoria di ciò che Laerte stesso gli aveva dato. Quindi vediamo una enorme, incredibile attenzione che Omero pone all'interno dell'Odissea, con quindi un significato dell'umanesimo greco che è molto lontano da quella che è la teogonia egizia. I lotofagi sono un momento sempre chiaramente dell'Odissea in cui probabilmente diciamo un po' meno romanzati, meno importanti, meno rappresentati di altri. In realtà è un passaggio anche qui simbolico molto importante. Il loto crea la morte di Mnemosine, cioè non c'è più la memoria. In realtà c'è un riferimento tra il popolo dei letofagi, cioè quindi tra i lotofagi e la perdita della memoria, e il famoso quadro di Annibale Carracci, Ercole al bivio. Noi vediamo da un lato il sacro e dall'altro il profano, ricordando anche Tiziano da un certo punto di vista. Ercole che non sa se tornare, darsi alla voluptas o tornare essenzialmente al suo diciamo a quello che è il suo dovere, a quello che è naturalmente il suo compito. Ancora una volta quindi il cibo che fa da sfondo a quello che è anche l'etica greca. Ci sono tutta una serie di slide molto veloci che ci rappresentano una assoluta, fantastica dolcezza essenzialmente della vita greca, della vita contemplativa, in cui c'è una sorta di puro carpe diem. Vediamo qui Alceo che appunto invita a bere vino, le grandi tazze variopinte, e c'è il binomio oinos kai alatea, cioè significa vino e verità, quindi anche un aspetto un po' più filosofico di quella che è semplicemente naturalmente il semplice ricorso al vino per dimenticare. Ancora Alceo che parla, che mesci dentro la tazza un melanippo il vino. Questo non è banale, perché vedremo come questo in realtà è molto diverso rispetto a quella che sarà poi anche l'Arcadia romana. Ancora Alceo con le coppe d'oro, col nettare di vino e la gioia. Ancora l'invito, beviamo il vino, il dolce vino, Melanippo, e ancora l'oblio. Se intonare il bel canzo di Dioniso, signore, il ditirambo, quando sono folgorato nell'animo dal vino. Qui Archiloco, che è un poeta soldato, no? Lo scudo di Archiloco, ci dice, attenzione, il bel canto di Dioniso, cioè il ditirambo, quindi la metrica, quindi un momento di creazione quando sono folgorato, quindi il vino che non è soltanto oblio. Naturalmente non può mancare un accenno chiaramente alle baccanti. Di nuovo, ancora una volta, naturalmente, Ftonos Tonteon, ancora una volta Panteo squartato dalle baccanti, e quindi le baccanti anche qui in preda evidentemente a quello che è il delirio erinnico di Dioniso. L'Arcade di Teocrito fu nel IV secolo a.C. un ulteriore importante diciamo creazione, rappresentazione di un mondo ideale, e Epicuro stesso ci disse che principio e radice di ogni bene è il piacere del ventre, e anche ogni cosa saggia e squisita ad esso fa riferimento. Il mondo greco meriterebbe molto di più. Roma rappresenta l'ultimo momento, e diciamo, la caratterizzazione, la connotazione, la diversificazione, la diversità di Roma rispetto ad Atene, rispetto al Cairo, rispetto all'Egitto, e che in realtà Roma fu molto impegnata, e questo evidentemente dal punto di vista linguistico, il greco è molto diverso dal latino, lo sappiamo, molto meno ricco. Roma fu impegnata sostanzialmente sempre a ricondurre tutto ciò che rappresentò anche la poesia ad un aspetto essenzialmente di tipo molto più socio-economico, molto più legato a un aspetto utilitaristico, anche politico. Ricordiamo Meneno Agrippa, il quale disse: il commensalismo si prestano quindi, il commensalismo si presta a metafora, rivendicazione politica, status symbol, fino a replicare a partire dal primo impero significati e simboli greco-egizi nella confluenza ellenistica. Il discorso sulla metafora del cibo di Meneno Agrippa lo ricordiamo, in cui per poter ricondurre il popolo a più miti consigli, Meneno Agrippa rappresentò il corpo umano come evidentemente una sorta di grande consorzio, il cui perfetto funzionamento era funzionale affinché il corpo stesso sopravvivesse. Qui abbiamo, ed è estremamente interessante, ed è un sottolineare come il momento latino fu molto meno idealizzato. I romani erano soliti disfarsi dei residui delle cene, dei pranzi, essenzialmente lasciando i residui sul pavimento. Ci fu sostanzialmente Sossos di Pergamo che ritenne che tutto questo potesse diventare in qualche modo oggetto di una
come dire, di una creazione architettonica, e quindi creò il cosiddetto asarotosoikos, cioè il pavimento non spazzato, che divenne poi, vediamo qui la firma di Eraclito, divenne una sorta, diciamo, di elemento architettonico che definiva il livello plutocratico della famiglia. Quindi si trovavano, c'erano queste magnifiche ville e c'era già la rappresentazione del pavimento non spazzato con i residui del cibo, a cui si aggiungevano quello che i commensali avrebbero poi evidentemente riversato. Vediamo che poi il cibo, la fame, divenne sia per i greci che per i romani castigo di Dio. Vediamo alla sinistra evidentemente la famosa scena delle arpie che si vendicarono, diciamo, per i torti che ritennero di aver subito da parte di Enea, promettendo, insomma, minacciando, preconizzando la fame, al punto tale che Celeno minacciò Enea dicendo: un giorno mangerete le mense, che erano, come sapete, erano queste basi di farro che utilizzavano in epoca romana per posizionare il cibo e poi mangiarlo. La fame e il castigo degli dei fu il destino tristissimo dei compagni di Ulisse, i quali mentre Ulisse riposava sgozzarono appunto gli armenti del dio Sole, e questo chiaramente li condannò a morte. La stessa egloga di Titro e Melibeo, che ci è presentata a scuola con atteggiamenti di grandissimo lirismo arcadico, in realtà non dimentichiamo che Melibeo era in realtà il contadino che veniva privato delle terre dal Titiro. Titiro deriva dal greco titiuros, che significa comico, satiro. C'è una leggera e non molto conosciuta ironia che Virgilio riversa all'interno di questa egloga, mentre Melibeo è l'agricoltore vero, quello a cui i veterani hanno rubato le terre, e Melona il nome Melibeo deriva da Melona e da Bus. Vediamo come, nonostante Virgilio venga rappresentato, e lo è, un grandissimo poeta pastorale, ma il parallelismo tra l'Arcadia latina, romana e quella greca non è perfetta. In questo caso c'è sempre una base politica. Parliamo del primo secolo dopo Cristo, e ci sono l'impero, cioè Augusto, quindi l'impero sta nascendo, e in questo caso c'è una rivendicazione che chiaramente Virgilio rappresenta, diciamo, sotto le spoglie, diciamo, sotto appunto, utilizzando un'egloga. Ovviamente non poteva mancare, e sono in chiusura, il raffinato Lucullo, il quale appunto si narra la famosa leggenda in cui Cicerone e Pompeo gli dissero di non avvisare i servi del fatto che loro fossero presso la villa di Lucullo. La villa di Lucullo era nella zona flegrea, dove il curator Aquarum Neronis allevava le spigole nei laghi flegrei, quindi una delizia purtroppo oggi che non ha mantenuto la bellezza dell'epoca. E il pranzo luculliano che i servi apparecchiarono a Lucullo, il quale disse: Lucullo cena, pranza con Lucullo, comprendevano frutti di mare, asparagi, scampi, pasticcio d'ostrica. Vediamo ancora una volta, però, attenzione, il mondo romano che diciamo rappresenta il cibo come status symbol. Siamo 1000 anni luce lontani dal mondo greco. Ovviamente non poteva mancare Marziale, però Marziale è arrabbiato, Marziale non è al CEO, quindi Marziale ci dice: se non bevo non riesco a scrivere nulla, quando bevo valgo per 15 poeti, però nunc est bibendum, è il poeta maledetto Marziale. Il cibo nel romanzo ellenistico consentì il ritorno al mondo greco. Ancora una volta il parvenu, il cafone arricchito, Trimalchione o Trimalcione, che attraverso la manumissio era diventato uno schiavo liberto, utilizza fondamentalmente appunto il cibo smodato per dimostrare che lui era uno che ce l'aveva fatto. Quindi il Satiricon come specchio fedele dei costumi dell'impero del primo secolo. La lezione della satira menipea si fonde nella dimensione di una società godereccia e ricca di ambiguità. Il cibo diviene status symbol. La rosa, infine, ricordiamo che il Satiricon è chiaramente l'Asino d'oro di Apuleo furono le due grandi opere di prosa diciamo della romanità, non ce ne furono sostanzialmente altre. La rosa di Iside e il vino di Apuleio essenzialmente sappiamo che Apuleio, che subì poi anche diciamo un processo per magia,
Apuleio sostanzialmente dovette cibarsi di una rosa per ridiventare umano, in onore ad Iside. Quindi siamo tornati attraverso l'Uroboros, no? Attraverso il serpente della tradizione che morde la coda, siamo tornati agli egizi. E in questo caso vediamo come pane e dovizia, il vino è già a tavola, i bicchieri sono benissimo lavati. Apuleio, ed è l'ultima slide, ci parla della battaglia dei centauri e dei lapiti, nella quale la civiltà e la civiltà e la perdita di ogni principio si scontrano anche qui attraverso la metafora del cibo. Ovviamente la favola di Amore e Psiche, sapete che alla fine Amore e Psiche riescono a vincere l'aftonos tonteon, quindi essenzialmente la invidia degli dei, la invidia di Venere, e gli dei apparecchiano la tavola e loro possono finalmente banchettare in maniera olimpica. Sapete, dell'ultima slide, che ultimamente un fast food ante litteram è stato scoperto a Pompei. Ancora una volta i romani ci dicono che loro furono evidentemente molto diversi dagli antichi divinizzanti egizi e dai filosofi greci. Io vi ringrazio, non so se sono stato dei tempi, spero di sì, ma spero che insomma di essere riuscito a interessarvi. È stato perfetto, anzi grazie mille per questo bellissimo, ringraziamo tutti Renato Benintendi per questo bellissimo viaggio che ci ha fatto percorrere nell'antichità tra mito e costume, nel banchetto, nel consumo del vino, insomma è stato veramente un interessante viaggio. Io sono stata avvisata che ci siamo persi l'introduzione di questa nostra serata e diciamo del ciclo di incontri che andremo a fare. Ci siamo persi l'introduzione di quello che è l'ideatore di questo format, che è il professor Gino Gerosa. Quindi io direi di recuperare l'introduzione, ci racconterà insomma che cosa andremo a fare nelle prossime settimane, no? Diamo già l'appuntamento la prossima settimana, il 17, dove ci sarà di nuovo appunto la presenza del professor Gerosa insieme a Stefano Marzadro della Casa del Vino della Vallagarina e al primo chef stellato che noi avremo, che voi avrete insomma ospite in questo ciclo di incontri, che è lo chef Alfio Ghezzi. Quindi io lascio la parola al professor Gerosa che ci racconterà il significato di queste 12 serate che faremo insieme. Grazie Claudia, permettimi di ringraziare ancora Renato Benintendi per questo affascinante viaggio nel mondo greco e romano. Tra l'altro Renato mi ha provocato anche un piccolo brivido quando hai citato Sciascia. E detto questo, oggi licenziamo appunto i 10 incontri di Healthy Living 2021. 10 incontri dove affronteremo diverse tematiche, tutte legate al mondo dell'alimentazione, del benessere e della salute. Perché? Perché c'è una pandemia un pochino più silenziosa dell'attuale pandemia Covid, ma sicuramente dai risultati più catastrofici in termini di mortalità, che è dovuta alla scorretta alimentazione che porta a un aumento delle patologie non trasmissibili. Pensiamo a tutte le patologie cardiovascolari, pensiamo al diabete, pensiamo ai tumori. Bene, se Healthy Living 2021 è in grado di modificare in qualche modo l'approccio nostro verso l'alimentazione, riuscendo a correggere le alimentazioni scorrette, avremo fatto centro. Avremo, come dire, ottenuto un piccolo risultato nell'obiettivo più ambizioso che ci siamo proposti, cioè fare informazione e formazione sul cibo, sull'alimentazione. E quindi vi aspetto, come diceva giustamente Claudia, mercoledì prossimo, sempre sulla pagina YouTube dell'Università di Padova, dalle 19 alle 20, dal bistrò del Martin, Museo d'Arte Moderna della città di Rovereto, per parlare con Alfio Ghezzi e con Marzadro di alimentazione, benessere e salute. Buona serata a tutti.